Stiamo andando a vedere uno dei quadri più famosi al mondo, che è stato dipinto nel 1883 da Vincent van Gogh, che era un pittore olandese che fece delle opere un po' particolari perché diventarono estremamente famose. Tra l'altro lui era una persona che nel corso del tempo, a parte il fatto che morì molto giovane perché a 37 anni morì, ma nel corso del tempo lui ha sempre disegnato fin da bambino perché era il suo modo per esprimere se stesso. Era esprimere il suo interno e quindi la sua parte inconscia che dovesse uscire al mondo, perché era un modo per urlare quello che sentiva. E vediamo nello specifico in questo quadro delle rappresentazioni molto forti legate al colore delle stelle, della notte. Ci sono delle immagini che sembrano essere energeticamente turbolente, però alla fine danno un senso di calma e tranquillità interiore. E si dice che questo quadro, come tutti quelli di Van Gogh, nello specifico sia diventato famoso e quindi ammirato da moltissime persone per il semplice motivo che è stato uno dei quadri in grado di muovere le emozioni delle persone.